Bentornate Aquile ad Aquile Libere, in onda tutti i martedì sera alle 20:45 circa su TPN dopo il TG serale. Aquile Libere, come sapete, ma non ve lo sto a ripetere naturalmente, è un programma che si occupa di Friuli, che si occupa di cultura nel Friuli, di politica nel Friuli, di agricoltura, di lavoro e di gente friulana. Anche grazie alle nostre rubriche, curate dagli amici Paolo Bortolussi e Graziano Ganzit, e ai numerosissimi ospiti che si sono già seduti su questo tavolo, ma anche in esterno, dove li abbiamo trovati presso conferenze piuttosto che altro, e che verranno qui a parlare anche in futuro. Ospiti, gente comune, professionisti, maestre, lavoratori, agricoltori, industriali, artigiani, tutti friulani che hanno reso il Friuli grande in Friuli, in Italia e anche all'estero. Ed è grazie a questo, ci piace pensarlo, che voi ci seguite sempre in numero maggiore. Vi abbiamo proposto di inviarci le vostre fotografie delle vostre bandiere e ce l'avete inviate numerosi. Vi abbiamo proposto anche delle domande che settimanalmente vi ponevamo e a cui voi rispondevate per creare quelle che erano le nostre, diciamo così, dei nostri sondaggi. Adesso con questa puntata noi riprendiamo, ci eravamo fermati solamente un attimino con le nostre domande a cui vi chiediamo di rispondere, e visto che oggi diciamo è il 7 di maggio, ieri ricorreva un anniversario importantissimo per il nostro Friuli, ovvero il 6 maggio, il terremoto del 6 maggio del 76. In quell'occasione è stato creato un modello importante che ancora oggi ci rende fieri di noi stessi, che è il modello Friuli. Alcuni aiuti ci sono stati, ma soprattutto l'olio di gomito di noi friulani, io non ero nemmeno nato, comunque me ne vanto lo stesso, perdonatemi, ci ha permesso di creare questo modello Friuli che sicuramente insegna non solo in Italia ma in Europa e anche nel mondo. La domanda che noi vi poniamo questa sera e a cui vi invitiamo a rispondere attraverso telefono o i canali che compriranno tra poco in sovraimpressione è appunto questo: secondo voi il modello Friuli, inteso come modello Friuli famoso e nato in quel periodo del terremoto, è esportabile in Italia? Cosa ne pensate? Diteci la vostra, vi aspettiamo numerosi. Mandi animis, allora stasera volerei far sentire un po' di carabutis che sono succeduti per la festa del 3 di aprile che è stata fatta a Vildivar, riguardando Beppi Moro, un artista naif che tutti i suoi lavori venivano in fas perché le morte venivano in ludis, perché le morte i prince di Zenar. E faceva tutto questo lavoro con tutto il materiale che lui alciatava dai camps, dai fossai. E allora veramente, dalle robe veramente bieli, con frasi che lui metteva d'onge, e in polemicutis, però us disarai veramente un grande poeta dalla manualità, e se che in ce trasmetteva la int, lì che lui metteva in mostra sul punto della tossine, metteva in mostra che i suoi lavori, se la inta passava per io fotografava, io penso che tantissime inca fotografie dei lavori di Beppi, e noi vi voluto riguardarlo. Sono già 15 anni che ho fatto questo lavoro, La Patria del Friuli, riguardando un po' la storia del territorio nostro. Io sono dal comune di Vildivar e vi intentato di far conoscere, perché vi capire che tanto furlan non sanno le che sono, e non sanno neanche quali sono le loro ledris, perché non vengono spiegate nessun altabai di queste storie locali. E dunque io ho voluto, insieme con la proloco, le saghe di romance, e alle 15 anni che lavoro proprio su quello. Allora io vi auguro buon divertimento e voi dius furlan, favele furlan, mamma.
Brivio, le cui strade conducono rispettivamente a Varmo, Belgrado e Santa Marizza. La località si chiama Levata. Il suo nome evoca tempi e pratiche antiche. Quanto antiche sono le origini dei tre paesi. Il luogo ha poche case e, laddove prima si coltivava il mais, alberi e vigneti che lo caratterizzano. Ed è sempre lui l'autore della ruota mossa dall'acqua del Tossina, che scorre nel canale davanti alla sua abitazione. Una grande girandola che ospita sulla sua circonferenza una decina e forse più di animaletti e di figurine di ogni genere, fatte di plastica, regalo di una modernità ludica e dismessa. Girano quegli animaletti, quelle figurine tridimensionali girano continuamente, ritornando ogni volta al punto di partenza. Ripetono il loro giro come si ripetono il giorno e la notte, le settimane e i mesi, gli anni e la vita di tutti gli esseri di questa terra e del nostro mondo. Rientrando nell'alveo di un'ipotetica classificazione artistica dell'opera di Della Mora, si potrebbe collocarla vicino al movimento artistico dadaista e o al ready-made del primo Novecento. Sono famosissimi in Austria, come loro sono in pensione, sono io stabile là. Loro hanno lavorato alla televisione ufficiale, come la RAI che viene in Italia, e sono famosissimi come qualsiasi Vespa. E dunque sono due personaggi televisivi che la via, quando passano, sono due giocati seri. No, quando passate sono tutti che vi salutano o... Grazie mille, buonasera anche da parte di noi. Siamo molto onorati di essere invitati a questa serata in onore anche a Beppi Della Mora. Così teniamo in memoria Beppi. Vedete, questa è la nostra prima foto qui e in seguente vogliamo farvi vedere alcune delle cose che avete anche già sentito descritte in questo testo famoso di professor Bellasso. Allora, perché negli ultimi anni abbiamo fatto tante foto insieme a Beppi e di Beppi e dei suoi lavori e alcuni vogliamo farvi vedere adesso. Mi presento, sono Mattia e indovinare che roba chi. E io non mi rio di minuti, che qualche pisse une e pisse mutis. Poi la tornata, ma non sarei come voi, che vi veramente dice che era per Furlan, perché festeggiamo la patria del Friuli. Quindi... Allora chi siamo insieme col sindaco di Vildivar, Sergio Michelin, per la 15ª festa della patria del Friuli, il 3 di aprile. Le bellissime usanze che stiamo festeggiando in davanti in questo periodo. Naturalmente ricordiamo la patria del Friuli in un modo nostro tutto particolare, riguardando gli abitanti dei nostri paesani che magari non sono più e che però hanno lasciato anche dalla storia del nostro paese e del nostro comune. Credo che sia sicuramente una roba importante per noi che ricordiamo, ma soprattutto per la gioventù che arriva a capire se qual era e se qual è il nostro territorio. Allora che insieme con me è il professor Paolo Berlas. Ecco, che voi avete fatto per la patria del Friuli che viene riguardato Beppi Moro e tu hai fatto una relazione bellissima. Ti ringrazio. Sì, inizialmente mi era stata detta di fare una mia paginuta di presentazione un po' dei lavori di Beppi Moro e ho ripartito con che di fare proprio una mia paginuta, se non che ti avanti i lavori, se riguardando tutti quei viadotti, dice che aveva fatto Jans Beppi Moro, mi sono lasciati a Paleman e attaccata a scrivere quel che avessi sentito un signor. Beppi Moro è una figura che amata di tutti i compaesani, non come perché faceva che roba lì, ma perché era un uomo buono, di animo gentile e semplice, e le semplicità le ha manifestate dai suoi lavori. Io credo che sì. Come siamo qui insieme con l'assessore alla cultura di Ciamin, Cristina Pilotti. Buonasera. Però chi stasera per la patria del Friuli riceve il coro, è la maestra del coro dell'Unione.
Allora Cristina, per te il 3 di aprile, il Furlan, c'è Isa? Per me è la mia patria, quindi la mia casa, è una roba naturale e sono contenta che finalmente viene valorizzata la nostra lingua. Chi ormai lo conoscei, è il vice sindaco di Vildivar, ma a lui noi domandi, come Calval Comune, ma io domandi dalla Proloco. Invece un Proloco che lavora tantissimo, Sì. culturalmente e per il paese. Sì. No, c'è la manifestazione di stasera lo conferma. È già 15 anni che ha fatto la festa della patria del Friuli, per oltre 10 anni ha fatto la festa delle femminis, e ha fatto il teatro dei Frus, il cui insegnante è appunto Paoli, si fa in mostri fotografici, perché pensi che il ruolo della Proloco non vedi dove dice che il mangiare di bevi, di fare la sagre, ma se di anche che di porta testimonianze dal proprio territorio alle persone sia dal territorio che anche di fuori dal territorio. E chi allora chi insieme con me, come è Sabrina. Sabrina è stata per tanti anni dal sportello del Furlan, dalla biblioteca. Sabrina, se pensi tu che è stato quel periodo qui dove di voler insegnare ai frus a scrivere e non chiacchierare? Bene, penso che sia di lavoro importante che i frus prima di imparare a scrivere, come si fa in la vita normale, si impara a chiacchierare. E si impara a chiacchierare dalla mari e dal pari, no? Come prime robe. Quindi l'importanza secondo me per la lingua furlana nasce proprio dalla famiglia, che il frutto anche al naso alla sinti chiacchierare. Prima di tutto mi viene di dire perché è ormai studiato che in città il cervello umano è un lavoro importante, ve subito due lingue, più lingue tu hai, più mons tu conosci. Quindi regalare ai frus la lingua furlana è una roba che io assolutamente raccomando, sia in Italia ma sia in Friuli, prima di tutto. E quindi regalare ai frus un'opportunità di vedere attraverso la lingua della nostra lingua di la nostra tiara e la nostra storia. Questa sera sono insieme a un personaggio famoso in Austria, Gisela Hofmüller, e suo marito Franz Lavac. No, scusate, i nomi sono difficili. È venuta lei per la festa, siete venuti tutti e due per la festa del 3 di aprile, la patria del Friuli, localizzata nel comune di Varmo, ricordando Beppi Moro. Sì, ci sono due cose da dire. Ci sentiamo anche un po' friulani perché abbiamo comprato una casa a Varmo in 2002. Sì, ci siamo integrati un po' in comune. E siamo stati anche amici di Beppi della Mora, una persona favolosa con una creatività enorme, e abbiamo imparato tanto di Beppi della Mora e abbiamo avuto la voglia di raccontare alla gente in memoria di Beppi della Mora che personaggio è stato lui. Veramente.